Palla Serra di Migni con un tiro libero segnato a gioco fermo e che vale dal punto a Sassari, perché evidentemente anche in uscita dal campo qualche parola deve essere volata e qualche tecnico deve essere stato dato dagli arbitri, e quindi Sassari a gioco fermo ha rimesso un altro punto che dice adesso 11 di margine di vantaggio tra sé e l'Olimpia, che però recupera con il tiro molto corto uscito dalla mano destra di David Logan. Difesa di Sassari sul capitano di Milano Samuels, invitato ad avvicinarsi al ferro dalla Val, e la difesa della squadra di Mio Sacchetti che spende il fallo sul giamaicano. Andiamo a vedere la schiacciata di Alessandro Gentile. Sanders, c'era Sanders su di lui, con la Val che arrivava in aiuto perché era rimasto su Alessandro Gentile. Ma avete visto che Sanders non ha ceduto il passo fisicamente? Sono impressionato dalla forza fisica di questo giocatore. Ragland riparte lui per cercare di trovare il giusto ritmo in questa partita che decisamente gli sta mancando. Marshon Brooks, 5 però i secondi a disposizione di Milano per chiudere l'azione. Ragland con spazio per iscriversi a questa partita, si prende la tripla e la manda a segno. Primi punti per Joe Alexander Ragland. Logan aveva lasciato libero un attimo andando a aiutare su Samuels, l'ha punito immediatamente. Canestro importante psicologicamente per il play milanese. Logan per Sanders che prova ad andare fino in fondo, arriva l'errore e neanche di poco, poi va su stoppatona di Samardo Samuels su Rakim Sanders. Ed altro recupero da parte della difesa milanese. In campo aperto Alessandro Gentile a rimorchio con Joe Ragland, che non trasforma in assist il suo passaggio per l'errore del numero 5 da 3 punti. Sosa per l'arrivo di Brooks in allontanamento, tiro difficile, tra l'altro con la mano protesa di Samardo Samuels a chiudergli la luce. Altro recupero difensivo di Milano con il rimbalzo e voglia di provare a spingere sull'acceleratore. Milano meno 8, palla in mano, ancora spalla canestro, ancora Samardo Samuels, la rebutta fuori, spazio per Kleisa, ancora tripla, prima Joe Ragland e adesso Linas Kleisa che arriva in doppia cifra nella sua partita, 2 volte ieri e oggi in doppia cifra per Kleisa. Prova a salire l'applauso adesso del Palaserra di Mini e che Milano ritorna nuovamente lì a contatto. Altra stoppatona di Samardo Samuels, che però commette l'errore di non mandarle a dire a Shane Laval, che adesso applaude ritornando indietro nei confronti di Samardo Samuels. Samuels si becca un fallo tecnico perché è andato qua evidentemente ad urlare qualcosa al giocatore avversario. Tutte situazioni con le quali i giocatori si dovranno confrontare quest'anno. Samuels adesso continua nelle sue proteste nei confronti degli arbitri a metà campo. Occhio tra l'altro a non esasperare eccessivamente gli animi, fa fatica a comprendere la chiamata. Ma queste sono le regole, si devono adeguare. Giocano in Italia, si devono adeguare. Il gesto è stato notevolissimo e niente toglie alla stoppata di Samuels. Però meglio avrebbe fatto andare già dalla parte opposta del campo ed evitarsi questo tecnico, che è il suo secondo fallo nella partita. Logan ha trasformato il libero e adesso Sosa prova a riallungare con errore, rimbalzo lungo, preda di Marshon Brooks che prova a spingere, vuole andare uno da solo contro l'intera difesa di Sassari e fa male perché questa volta c'è l'errore e senza giocatori in maglia rossa a rimbalzo il pallone è facile, preda di Sassari. Milano viene punita perché questo canestro fa male. Arriva una tripla da parte di Jeff Brooks dalla parte opposta. Brooks era in una condizione precaria di equilibrio con un arresto non dei migliori, ha fatto un canestro importante. Ragland va a sinistra, Logan gli mette le mani addosso in modo falloso secondo gli arbitri. Il secondo tempo è iniziato con tanta aggressività in campo, persino eccessiva. Uscirà Logan adesso. Anche per Logan terzo fallo, così come per Sanders e per Jeron Dyson, che però adesso va proprio a dare il cambio al numero 3. Andiamo a rivedere il fischio degli arbitri, la spinta con la mano sinistra da parte del play ex Panathinaikos e Maccabi. Ragland fuori per Alessandro Gentile, ancora il duello tra Samuels e Laval. Con che velocità Samuels ha lasciato sul posto il più veloce Shane Laval. Guardate che uso del piede perno senza commettere infrazioni di passi. Che cosa è successo? È successo molto che bravo.
quando Samuels aveva la palla in mano, Laval è andato a fare un passo e gli ha dato contatto, e lui su questo contatto è scivolato sul fondo. Corso in intervallo ti chiedevo della situazione falli. A 3 è appena arrivato Logan, a 3 è appena arrivato anche Laval, e sono 4 i giocatori di Sassari a 3 falli. Marshall Brooks, perso e dimenticato dalla difesa di Sassari, trova il punto numero 17 della sua gara, miglior marcatore dell'incontro. Pasticcia Dyson, si palleggia sul piede, Kleser intervenire per Ragland fino in fondo con il layup appoggiato al tabellone. Ancora un'altra volta in questa partita Milano -5 e con l'inerzia dalla sua in questi primi 3 minuti del terzo periodo, esattamente come ieri. Adesso il Banco di Sardegna deve costruire tiri, non accontentarsi di prendere. 10-5 il parziale in questo periodo per Milano. Nell'angolo la palla per Sosa che prova ancora una tripla dalla stessa mattonella dove Jeff Brooks aveva punito in precedenza, ed è di nuovo più 8 ogni volta che Milano arriva lì a -5. C'è una tripla di Sassari a ricacciarla indietro. Di grande talento puro, sicurezza in se stesso, un gran canestro. 12 e doppia cifra anche per Sosa. Adesso Ragland che pare aver trovato il suo ritmo ad ispirare i compagni. Samuels non arriva al tiro, va da Kleisa, ci rinuncia, arma la mano di Joe Ragland. Eccolo qui il ritmo dell'ex play di Cantù con la seconda tripla consecutiva che ha cercato in questo terzo quarto. Milano ancora -5. Bellissimo questo inizio di quarto. 8 punti tutti in questa terza frazione per Joseph Alexander Ragland. E ancora tripla, festival adesso il tiro da 3 punti con errore però questa volta da parte di Edgar Sosa. Milano dunque con la possibilità di riagganciarsi a un solo possesso. Gentile scambia con Samuels che poi preferisce metterla nelle mani di Marshall Brooks. L'accenno di aiuto da parte di Jeff Brooks, ribaltamento complicato per Brooks che riesce a trovare Kleisa, bravo ad andare via a Miroslav Todic, sapendo della più velocità a sua disposizione. Todic in recupero non può fare altro che spendere fallo sul lituano avversario. Brooks con le sue lunghe braccia è riuscito a fare un passaggio difficilissimo dal lato opposto e Kleisa non è uscito dal campo con la partenza incrociata come spesso succede. Si smarca Ragland, rischia di pasticciare ma per gli arbitri è tutto regolare. 8 per chiudere l'azione. Ragland vuole andare a sinistra giocando in pick and roll con Samardo Samuels, attacca Todic, fallo su Joe Ragland che era andato vicino alla persa con quella palla che era andata molto in alto, eccola qui nel suo palleggio, tenuta però con la mano, col palmo della mano sinistra in contatto, e poi trovando anche il fallo della difesa avversaria. E avete visto che tipo di fallo? Todic da dietro come per magia ha messo una mano davanti agli occhi di Ragland, forse toccandogli anche la fronte. Si è autoaccusato del fallo. 9 per Ragland che non ha la possibilità di arrivare in doppia cifra in meno di 5 minuti, sparando 2 volte da dietro l'arco dei 6,75 m, giocatore di maggiore impatto. Eccola qua, doppia cifra per Joe Ragland. 3 falli subiti nella sua partita. Brooks in difesa, adesso aggressivo su Sosa, vuole tenerlo nonostante il blocco di Todic, poi Sosa gli va via a destra, si chiude l'area di Milano, il che vuol dire spazio per un giocatore di Sassari per prendersi la tripla. Imprecisione, adesso il secondo errore consecutivo che Sassari sbaglia da 3 punti. Ragland con voglia di correre per Alessandro Gentile che mette la palla nelle mani di Marshall Brooks che a sua volta sbaglia il tiro da 3 punti però. E allora adesso è Sassari che va con grande velocità dalla parte opposta del campo e Sosa è bravissimo ad andare fino in fondo appoggiando al tabellone il canestro del +5 di nuovo in favore del Banco di Sardegna. Un gran canestro, ma anche qui lui ha rischiato andando a dire qualcosa al giocatore che aveva battuto. Gentile da fermo con il suo ritmo, errore. Samuels vuole andare a rimbalzo in anticipo su Todic, non ce la fa. Dyson a 200 all'ora in coast to coast, ce la fa. Che giocata di Jeron Dyson, arrabbiatissimo Luca Banchi, lo vedete là in campo e dice fallo, questo fallo, scusate il gioco di parole, evidentemente voleva che l'azione fosse interrotta ben prima, che a Dyson fosse concesso di andare con tutta quella facilità da una parte all'altra del campo. E quella è la parte tecnica e quella mentale, poi c'è quella psicologica. La Dinamo si esalta quando può giocare in contropiede e segnare in questa maniera. Adesso il time out di Banchi che parlerà proprio del rientro difensivo, ma poi dipende sempre da come tiri e qual è la tua disposizione a rimbalzo d'attacco, e da lì viene poi la tua efficienza nel rientro difensivo. Dal 58 a 55 per Sassari al 62 a 55. Un'altra volta quando Milano ritorna a contatto con un solo possesso di differenza arriva l'energia, la velocità della squadra di Meo Sacchetti a ricacciarla indietro.
però vale sempre la pena ricordare, Stefano, che nel primo tempo Sassari era più 21, se adesso abbiamo una partita è per il grande recupero, per quel 19-1 di parziale che ha prodotto Milano nel secondo periodo. È una gran bella partita, lo ribadiamo, per il momento dell'anno. Le due squadre si stanno veramente dando, non si risparmia, no, nonostante sia il back to back, come abbiamo detto all'inizio della partita. Bellissimo. Situazione falli di squadra questa volta, perché è Sassari che ne ha già spesi 5 con il bonus raggiunto, e Milano che invece potrà gestire in questi 4-23 2, eccoli qua, grazie all'aiuto anche della nostra grafica che ci è venuta in aiuto. Ragland va da Kleisa, sempre con Marcian Brooks e Alessandro Gentile e Samardo Samuels a completare il quintetto. Il lituano da 3 punti, che qualità che mette nelle sue esecuzioni, trovando il suo ritmo. 13 per l'Inas Kleisa dopo i 17 di ieri, e manca ancora tanto alla fine della partita, a cui tra l'altro ha anche aggiunto 6 rimbalzi catturati. Terzo quarto, Kleisa sempre di alto livello. Gentile su Dyson che viene invitato ad andare a sinistra, alza la parabola. Che giocatore Jerome Dyson, in velocità come prima, in accelerazione e poi a rallentare prima della conclusione come adesso. 11 per lui. Che addizione in estate per la squadra dei Sacchetti con Jerome Dyson. Poi un rilascio dolcissimo che si è ammansito dopo aver toccato il ferro ed è entrato. Marcian Brooks va nell'angolo per Alessandro Gentile, che prova ad andare dentro di fisico, la ributta fuori per il suo numero 2 da 3 punti, tripla anche per lui. Milano sta cercando di aggiustare anche la percentuale disastrosa del primo tempo, con Ragland che ha aperto la strada ai compagni. Poi Kleisa adesso è 41% con 7 su 17. Bellissimo terzo quarto. E ancora un solo possesso con Dyson che però vuole ributtare indietro Milano, e Samuels va con la terza stoppata di questo terzo quarto ad impedire che Dyson trovi il canestro. La rimette nelle mani del suo ex compagno a Brindisi, ovvero Todic, che sbaglia, che poi va a seguire il taglio e che chiude facendosi perdonare l'errore da 3 punti di pochi istanti prima. E lo fa tirando in controtempo con la mano sinistra contro le braccia del difensore. Un'altra bella interpretazione tecnica. Anche sulla tecnica si discute poco quando tira Miroslav Todic, capace con mani dolcissime in questo tipo di conclusione. Brooks chiude il palleggio, Kleisa va vicino alla persa, poi va dentro, ma gli manca la spinta necessaria. Forse non si aspettava di poter arrivare così facilmente al ferro, e gli manca proprio la spinta ultima con le gambe per arrivare al canestro, che sembrava ormai fatto. Brooks va giù senza commettere fallo da parte di Dyson. Ragland sulle piste di Sosa, che non riesce ad arrivare al tiro. Ancora Todic, ancora da 3 punti, uno la sbaglia, non in secondo, e un'altra volta Milano si vede ricacciata indietro. Una bella giocata offensiva della Dinamo, di nuovo da -3 e questa volta -8 dopo il 64-61, e adesso 5-0 di mini parziale firmato Dinamo. La scelta di Sacchetti, mettere Todic da centro per aprire l'area ed anche andare sui cambi difensivi come in questa occasione. Ragland quasi non ci crede di avere lo spazio che gli concede il suo difensore, che se l'è letteralmente perso. 12° punto di questo terzo periodo, mentre Marcian Brooks con la tripla di prima è arrivato a quota 20, primo giocatore a segnare un ventello in questa partita. Bella, viva, punteggio alto, ha detto Stefano Michelini già prima. Todic sbaglia, canestro più facile della partita, 1 contro 0 con la schiacciata, ormai sembrava già dentro. Errore che concede a Milano di rifarsi sotto un'altra volta. Gentile riesce a tenere il possesso della palla, Brooks rinuncia al tiro, va dentro, resta su, non arriva al canestro, che se fosse entrato sarebbe stato forse il più bello della partita. Canestro che non riesce neanche dalla parte opposta a Dyson, che un'altra volta aveva provato a mettere le marce alte per andare vicino al ferro. Abbiamo visto 2 interpretazioni in controtempo, questa che stiamo rivedendo di Dyson. Prima Brooks aveva tentato di tirare in ricaduta con la mano destra, ma questo dimostra anche che a proteggere il canestro ci sono le difese. Dyson in lunetta, tutta Sassari sta tirando 20 su 23 dalla lunetta questa sera, 87%. Milano invece ha 6 errori con 10 su 16. Nei rimbalzi continua ad esserci la differenza che c'era già nel primo quarto, 30 per i totali della squadra dei Sacchetti, 25 per quella di Luca Banchi, ma la differenza sta nei rimbalzi offensivi, 12 quelli di Sassari, 5 quelli di Milano. Sono 7 rimbalzi che stanno pesando nell'economia di questa partita, dove Milano adesso è ancora ributtata indietro a 8 punti. E adesso Luca Banchi va con il doppio play, Ragland e Daniel Hackett
entrato sul parquet al posto di Alessandro Gentile. Ragland in palleggio insistito, va con la mano destra, si è preso la responsabilità di prendersi i compagni sulle spalle in questo periodo Joe Ragland, e adesso va a prendersi il fallo con questo tentativo di penetrazione. Ha i chili necessari per poter penetrare Joe Ragland, come ha fatto in questa circostanza. Lui è 1,80 m, non di più, baricentro basso, rapido nel cambio di mano e nel primo passo. Sosa strutturalmente un giocatore invece che ha il baricentro molto più alto, ha sofferto in quella situazione. Secondo tiratore da 3 punti nello scorso campionato Joe Ragland. Maglia numero 1 quest'anno, si può prendere i numeri che non abbiamo mai visto fino all'anno scorso nel nostro campionato. Numero 1 a cui è affezionato lui, che è nato l'11 di novembre, l'1 dunque numero ricorrente anche nella sua data di nascita. E intanto con grande precisione dalla lunetta l'ex Cantù firma il punto numero 13 e poi 14 della sua partita, tutti in questo periodo. Dyson lascia indietro addirittura Cirella, va fino in fondo la stoppata in aiuto di Marshawn Brooks, aggiunte le 3 di Samardo Samuel, sono 4 stoppate in un solo quarto per la squadra di Luca Banchi. Bene Milano nella protezione del canestro, la Dinamo comunque continua a attaccarlo come avevamo previsto al terzo quarto, come aveva fatto nel primo quarto, ma Milano è più pronta difensivamente. Sosa in cabina di regia, a grande mobilità di Geron Dyson, su cui adesso Banchi ha provato a mettere Cirella, che non ce la fa però a tenerlo. Dyson sta scappando da tutte le parti, qualunque sia il giocatore che il coach di Milano prova a mettergli addosso. Guardate Cirella, che è probabilmente il miglior difensore per intensità insieme a Mos di Milano. Il fatto che Mos non sia tornato evidentemente sta nel fatto di aver provato e di non aver dato risposte sufficienti, e se non ci riesce nemmeno Cirella è perché Dyson va veramente al doppio della velocità di tutti gli altri in campo. C'è da aggiungere che il banco di Sardegna ha giocato benissimo il passaggio con una lettura molto ben fatta di Todic, isolando Dyson in un quarto di campo e quindi liberandogli un corridoio netto per andare a canestro, con il buon passaggio di Todic. Sassari che ha superato quota 70, pur sbagliando adesso il secondo tiro libero con Dyson. Allora Milano con 10 secondi di differenza tra i due cronometri avrà la possibilità di concludere ogni suo ultimo attacco di questo terzo quarto. Possesso sempre nelle mani di Joe Ragland, ancora non arriva nessuno ad aiutare con un blocco. Eccolo qui adesso Nicola Melli che invita il compagno ad andare a destra, la libera nelle mani di Hackett, che poi la fa tornare nelle mani di Ragland, fuori per Kleisa, vicino all'infrazione di passi, poi forse un fallo non fischiato. Gli arbitri dicono tecnico alla panchina di Meo Sacchetti, che ha protestato forse per quell'infrazione di passi su cui anche il pubblico ha provato ad invitare gli arbitri a fischiare. Vediamo se riusciamo a ricomporre tutto quando avremo la possibilità di vedere un replay. Linas Kleisa intanto in lunetta, tecnico arrivato anche alla panchina sassarese a 9 secondi 17 dalla fine. Kleisa con grande precisione trasforma il primo, e tra l'altro unico. Andiamo a rivedere Ragland prima della rimessa, qui sembra tutto regolare, Kleisa non commette infrazioni di passi, poi la palla tocca al ferro, altro possesso per Milano, e qui si ferma il gioco perché Sacchetti nel frattempo protesta dalla panchina e si vede fischiato il tecnico, con cui Milano ha trovato un ulteriore punto. Ragland dentro, altro fallo subito, ed è il quarto della sua partita per l'uomo che più di tutti gli altri in maglia Milano ha inciso in questo terzo periodo. Qui Ragland ha battuto Chessa, è andato contro di lui e questa è la decisione arbitrale. Ragland in lunetta a segnare il primo, poi ci saranno 3 secondi e 33 centesimi per Sassari per cercare di chiudere il terzo periodo. Ragland non tradisce e fa -4 per Milano, il 68 per chi dovrà difendere in questi ultimi istanti del terzo periodo, quota 72 per chi invece proverà a chiudere attaccando questo quarto. Dyson da metà campo trova il tabellone e il ferro, la direzione era assolutamente giusta. Che terzo quarto ad altissimo tasso di spettacolarità. Abbiamo un ultimo quarto tutto letteralmente da vivere. Milano è ancora lì, Sassari ha provato ogni volta a riallungare, rispondendo molto bene la squadra di Banchi,
che ha cercato di dare il massimo sforzo possibile, forse Stefano in modo diverso e tatticamente più intelligente addirittura del secondo. Ma aspettavamo quella risposta, le conferme delle idee iniziali. 29 punti ha fatto la Dinamo nel primo quarto, 28 ne ha fatto Milano nel terzo. Veramente bellissimo questo quarto da parte di entrambe le squadre, che ci porta a quello che sognavano tutti in una Supercoppa, all'ultimo quarto, con le due squadre che se lo possono giocare con solo 4 punti di vantaggio per il banco di Sardegna. Io penso che l'intensità l'abbia fatta da padrone, la tecnica poi dei giocatori ci ha fatto vedere 3-4 giocate eccezionali. Partita ovviamente apertissima, oltre che, lo ripetiamo, va detto perché siamo a ottobre, bellissima. Coach, 16 di Ragland tutti in questo quarto, 20 di Brooks, 14 di Clesa, guarda caso i 3 nuovi di Milano, su cui le fortune evidentemente si poggeranno questa stagione. Dall'altra parte, ma l'abbiamo detto, ci sono stati anche i falli a frenare in questo quarto la squadra di Sacchetti, il terzo di Logan, il terzo di Laval e il terzo di Sanders, che un po' hanno tolto il ritmo, la fiducia anche nelle rotazioni. Eccolo qui il riassunto dei falli: 10 di Logan, 14 di Sosa, 12 per Laval, 14 di Dyson e 10 di Todic. Sono già 5 i giocatori di Sacchetti in doppia cifra in questa partita. Ma l'abbiamo detto, è una caratteristica chiara della squadra di quest'anno. Ma andiamo a questo ultimo quarto. Melli da 5, Clesa da 4 e poi Ragland, Daniel Hackett e Marchand Brooks a completare il quintetto. Logan torna sul parquet per ritrovare quelle certezze che sono mancate in alcuni tratti del terzo periodo a Sassari, con Dyson vicino a lui e poi Sanders in alla piccola, Brooks in alla grande e Todic da centro. Laval per ora inizia dalla panchina quest'ultimo quarto con Milano in possesso di palla e per la prima volta con la possibilità di ritornare a -2 o anche a -1 per riaprirla in via definitiva questa gara. Todic resta accoppiato su Marchand Brooks, eccolo qui nel nostro dettaglio stretto, la tripla di Brooks contro Todic, sono 23 nella sua partita. Abbiamo detto, con un gioco da 3 punti sarebbe stato -1, eccolo qui, abbiamo 9 minuti e 35 di altissimo livello da vedere in questa finale della Supercoppa 2014. Todic va via, Clesa va su fino al ferro, che giocata di tutta energia fisica che non ti aspetti da parte di Miro Todic. Todic ad altissimo livello. Sacchetti decide di utilizzarlo da 5 perché ha una crescita tecnica altissima, cambia su tutti i blocchi la difesa del banco di Sardegna. Ora vediamo se Brooks andrà ancora a cercare Piccorale, esatto, per provocare il cambio, ma c'è Sanders adesso su di lui. Sente la partita nelle sue mani, lo lascia lì, finta di andare a sinistra, va a destra, resta in precarie condizioni di equilibrio, non trova il ferro amico e poi Hackett non può far altro che spendere un fallo contro l'enorme velocità della locomotiva Dyson che gli stava andando incontro. Dyson stasera si ferma solo così, con un fallo per cercare di impedirgli di andare, e la lezione di Milano di prima è servita. Di Milano intendo per il brutto rientro difensivo, con Banchi arrabbiatissimo con i suoi, lo ricordate? Ma non è facile, hai ragione a dirlo, rientrare su questo giocatore. Dyson sempre con Daniel Hackett in difesa su di lui. Logan che ha ricevuto da Todic, che vorrebbe palla nuovamente tra le sue mani, invece si va da Dyson per una tripla su cui arriva Nicola Melli. Jaron Dyson ci mette anche la tripla con dedica al pubblico della tribuna, se mette anche queste di nuovo +6 quando Milano era arrivata a -1. Brooks totalmente da solo, qui la sbaglia nel modo più banale possibile perché il passaggio era particolarmente telefonato verso Hackett e Dyson ha intercettato anche questa, va su, gliela leva Brooks, ma quando la palla è già in parabola discendente secondo gli arbitri. Dyson. È anche impressionante la condizione atletica di questo giocatore. Il terzo nell'ordine degli MVP della scorsa stagione dopo Treghiner e Keith Lanford, il quinto marcatore in Serie A l'anno scorso con 17 di media, il primo per falli subiti, 29 partite su 32 in doppia cifra lo scorso anno per l'ex giocatore dei New Orleans in NBA quando era la stagione 2011-2012. 8 minuti e di nuovo 8 punti di vantaggio per ancora la cambi. squadra di Meo Sacchetti. Hackett va nell'angolo, Melli la ributta fuori per Alessandro Gentile che entra dentro l'area, il palleggio arresto e tiro corto però il capitano di Milano. E allora Sassari ha la possibilità di riallungare nuovamente. Todic sta diventando un fattore, Hackett manca
l'anticipo su Raheem Sanders e Banchi non può far altro dopo 2 minuti e 14 secondi che chiamare time out per riassestare i suoi, che da quando erano arrivati a -1 hanno subito un parziale di 9-0. E ancora qui guardate la esecuzione perfetta, finta di taglio, comeback, ritorno verso la palla, taglia fuori perfetto su Hackett. È vero Eddie, già questa è la quarta volta, Milano si riavvicina e Sassari ha delle risposte forti di grande personalità, segnale netto di consistenza di squadra. Hai ragione Stefano a sottolineare come questo sia un segnale, perché non è necessariamente scritto e scontato che ogni volta che la squadra avversaria torni sotto poi tu riesca a trovare la forza fisica, mentale nelle tue giocate di riallungare, e invece anche questa sta diventando una costante in questa partita. Il parziale di 9-0 in inizio di ultimo quarto, quando Milano pareva aver preso in mano l'inerzia di questa partita seppur in svantaggio, è un bel segnale per la squadra di questo signore qui inquadrato. Con grande determinazione anche negli occhi dei giocatori. E sarà adesso importante a 7:46 della fine, come è importante peraltro in tutti gli altri momenti della partita, come le squadre escono dal time out dopo l'interruzione di gioco per cercare di riordinare le idee. Dyson lo fa scuotendo il proprio pubblico che lo sta seguendo. Ragland ovviamente confermato in cabina di regia dopo lo strepitoso terzo periodo che l'ha visto assoluto protagonista. Prova e cerca di battere David Logan, arma la mano di Kleisa ed è una signora, è una splendida mano, 17 come ieri e mancano ancora 7:30 alla fine. Oltretutto 4 su 5 da 3 punti, tira con l'80% dall'arco. C'era il recupero di Brooks, gli ha tirato con le braccia alzate. Un'altra volta la squadra di Banchi che prova a ricucire, Brooks rischia tantissimo con quella palla in uscita dalla linea laterale. C'è un secondo controllo per Ragland che alla fine mette nelle mani di Alessandro Gentile che la spedisce verso Hackett, la cui tripla però non trova il fondo della retina. E Milano poi decide di spendere il secondo fallo di questo ultimo periodo per bloccare la sempre consueta velocità sul primo passo dei giocatori di Meo Sacchetti. Sanders gioca dalla piccola in quella posizione, saltata la prima fase del contropiede, di solito si dà la palla al playmaker. Qui Logan da 3 punti, l'errore è lo rimbalzo vedete, lungo, e invece immediatamente al tiro in corsa. E ancora l'ex play di Pesaro Siena in possesso di palla, trova Kleisa e non tira, se lo costruisce, poi il tiro sporcato. Kleisa non protesta, evidentemente palla pulita, toccata da parte della difesa di Sassari che adesso dall'altra parte prova a punire. Kleisa non trova la tripla, anzi la subisce e questo è un colpo da parte di Raheem Sanders che mette a segno di nuovo più 10 Sassari. E anche per Sanders c'è la doppia cifra, sono 6 giocatori di Sacchetti con almeno 10 punti segnati. Ragland va via a destra, la rebutta fuori per il suo lituano che questa volta rinuncia al tiro, Gentile non se lo prende e poi va a commettere fallo in attacco, perché per cercare di crearsi lo spazio necessario tra sé e Jerome Dyson, se non abbiamo visto male che qui è arrivato in aiuto con l'avambraccio destro, lo spinge lontano. Grande lavoro di Dyson che aveva visto Gentile, non aveva ancora caricato bene il tiro, doveva assolutamente fare un palleggio per assestarsi. E Stefano, a 6:14 dalla fine finisce la partita del capitano di Milano, quinto fallo speso per lui e finisce con 4 punti, 0 su 5 da 2, 1 su 4 da 3, 5 assist e 2 rimbalzi. Vediamo come Milano riuscirà a reagire adesso all'assenza del suo capitano nell'angolo. Brooks riesce a mandare fuori giri Kleisa, l'errore però da 3 punti. Marshon Brooks con tanta voglia di correre trova Kleisa che è già dalla parte opposta del campo. Cosa ha fatto Sanders? Cosa ha fatto Sanders? Però c'è ancora Milano in possesso di palla. Brooks anticipa il suo compagno di squadra e dice colpa mia, perché forse Kleisa lì avrebbe avuto lo spazio addirittura per cercare il tiro. Ma Milano ancora 5 secondi prima di chiudere l'azione. Hackett che perde la palla perché si palleggia sul piede. Inerzia sassarese in questo spazio di partita. E la scelta, qui la stoppata è incredibile. Ma che velocità è arrivato da dietro. La scelta, dicevamo, di giocare con Todic da 5, lo vedete qui, ha premiato Sacchetti sui cambi difensivi. È la quinta volta che Todic finisce a marcare una guardia sui cambi difensivi. Aveva subito qualcosa all'inizio, poi si è adattato al meglio. È la classica filosofia di Meo Sacchetti, quello di giocare con dei quintetti, con anche i centri pericolosi da 3 punti, abbassandoli nell'ultimo quarto. Ma 5:34
vogliono dire ancora tanto tempo in questa partita, anche se adesso tutto il pubblico del Palasera di Migni, compresa la curva alle nostre spalle, prova a dare la spinta necessaria perché Sassari batta per la prima volta tra le mura amiche l'Olimpia Milano per conquistarsi il secondo trofeo della sua storia dopo la Coppa Italia dello scorso campionato. E Milano è stata capace nel terzo quarto di fare 45-13 di valutazione, quel recupero straordinario, e quindi adesso ancora tanta qualità per farlo nel finale questo tentativo di recupero. All'ultima certo. sirena, Logan chiuso da Joe Ragland, Todic lontanissimo, 3 secondi, 2 secondi, un semigancio abbastanza improbabile, la palla però gli ritorna tra le mani dopo il rimbalzo lungo, salvo poi vedersela definitivamente scappare dalle mani di Rakim Sanders, che dà dunque il possesso a Milano. Tra l'altro Milano, che ha già speso 3 falli in questo quarto, ancora a 0 la squadra dei Sacchetti, che dunque nei prossimi 5-0-4 avrà la possibilità anche di cercare di gestire la situazione dei falli. Mentre arriva un time out in campo a 4 secondi dall'ultimo giro di boa di questa bella, anzi bellissima, come più volte abbiamo detto, finale della Supercoppa. Luca Banchi decide di andare avanti con Melida alla forte e Samardo Samuels da 5. Il suo obiettivo sarà di servire il proprio centro, che viceversa potrebbe essere può essere in difficoltà nelle chiusure su Todic contro l'attacco aperto senza centri, con quello che è la decisione di Sacchetti per il proprio attacco. E qui vediamo proprio Meo Sacchetti andare a disegnare l'idea dei blocchi bassi, scusate Banchi, l'idea dei blocchi bassi per giocare il proprio attacco. Time out ancora con le due squadre che sono in uscita adesso dalle rispettive panchine, ed occhio sempre all'impatto dei giocatori dopo il minuto di sospensione. Torna Samardo Samuels a completare il pacchetto dei lunghi di Luca Banchi, che vede Nicolo Melli in posizione di 4 e Marshawn Brooks adesso da 3, perché l'idea è di andare con i piccoli in questo finale di partita, ovvero Joe Ragland e Daniel Hackett, che si preoccupa di passare alla metà campo. Va dal suo playmaker in maglia numero 1, lontano dalla palla. Le sbracciate di Todic, che sono giudicate fallose secondo gli arbitri nei confronti di Samardo Samuels. Quello che dicevamo, portare Samuels al centro dell'area, che fa autoblocco, lo vedete su Todic, in netta difficoltà il fallo di Todic, per servirlo e sfruttare questo vantaggio fisico e di tecnica spalle canestro che ha Milano. Terzo nella gara anche per l'ex Brindisi, al pari di Dyson, di Laval, di Sanders e di Logan, ma ancora nessuno a quota 4. Ragland con 14 secondi per l'attacco milanese. Melli, Daniel Hackett adesso, 10 per chiudere l'azione, 4:50 alla fine. Hackett vuole il blocco di Samardo Samuels, va da Brooks, palleggio e tiro difficilissimo di Marshawn Brooks allo scadere. Ragland non può intervenire perché la sirena è già suonata. Brutto attacco, c'è da dirlo questa volta per quanto riguarda la gestione dell'ultimo possesso di Milano. Dyson a passare a metà campo, più 10 palle in mano, è ancora lunga ma potrebbe diventare uno dei momenti chiave di questa partita. Logan a sinistra con spazio, viene invitato ad andare fino in fondo. La stoppata di Marshawn Brooks, irregolare secondo gli arbitri, che evidentemente devono aver visto un tocco del tabellone prima sul tabellone, poi la stoppata di Marshawn Brooks. Giusta la chiamata arbitrale in questo caso. Più 12 per Sassari, che prova per l'ultima volta a mettere le mani sulla gara. Milano deve velocizzare adesso il proprio attacco. 7-4-8-6. Melli cortissimo da 3 punti. Brooks però sta arrivando su tutti i palloni. Arma di nuovo la mano del suo numero 9 da 3. Melli questa volta trova il fondo della retina ed è una tripla importante che prova a ridar fiducia a Milano sotto la doppia cifra di svantaggio. Dyson vuole andare ancora col turbo, gliela tocca un giocatore di Milano, ma ci sono ancora 18 secondi per l'attacco della Dinamo. È stata brava Milano stavolta a riempire l'area difensivamente, e il braccione di Samuels ad intercettare il passaggio. Proprio Samuels l'ultimo a toccare. Sanders in uscita dai blocchi, solo nel mezzo di riprovare il tiro, ma Brooks era già
alle sue spalle Hackett che non riesce a tenere Logan, che poi si vede con Niccolò Melli davanti e alla fine non riesce ad avere lo spazio necessario per trovare il canestro. Brooks per Samardo Samuels che resta lì, trova il canestro appoggiato al tabellone, trova anche il fallo subito. Canestro prima di Melli e adesso altro potenziale gioco da 3 punti per una controrisposta di Milano. Nessuno è un reale padrone di questa partita, anche quando ci sono 12 punti di vantaggio come 2 azioni fa. Non c'è dubbio, l'avevamo detto, questo terzo quarto di Milano, una personalità fortissima e se la giocherà fino alla fine. 6-0 di controparziale dall'86 a 74 all'86 80 per Sassari. Il pressing di Milano chiesto a gran voce da Luca Banchi. Arriva il raddoppio. Sanders avvia a gran velocità spezzando il raddoppio. Todic da 3 punti, secondo ferro. Melli, bella lotta a rimbalzo con il tagliafuori vincente su Jeff Brooks. Le squadre restano in inferiorità numerica con Brooks e Melli che arrivano adesso nella metacampo offensiva di Milano. Da Ragland a Marshawn Brooks che perde palla sul recupero da dietro di David Logan, che è efficace. Guardava al lato debole, ha palleggiato alto Logan lì, rapido, 1,85 m, gli ha rubato sta palla. In punta adesso Todic, 3 minuti alla fine, 10 per chiudere l'azione. Sanders con il raddoppio, Todic al centro dell'area. Brooks non può far altro che, ritrovandosi lui come uomo della rotazione per chiudere, obbligato a spendere un fallo. E qui paga l'utilizzo di Todic da 5, rapido a bloccare e a tagliare. Samuels, come spesso gli succede, è in ritardo. È andato in aiuto, ma poi è rimasto molto ma è la sua lontano struttura dal suo fisica, marcatore, non certo. è facile per lui. Todic trova il canestro con il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione. 2,55, meno di 3 minuti. Sassari prova a rimettere 8 punti fra 6 e le a 7. Non ce la fa Todic. L'ex Brindisi sono 14, una partita di tanta sostanza anche con 4 rimbalzi. Ragland no, deve accelerare come ci ha detto in precedenza coach Michelini, invece qui sta giocando con il cronometro. La tripla di Daniel Hackett con errore, rimbalzo lungo di Raheem Sanders. Ancora in possesso di palla il numero 7, va da Jeff Brooks, secondi che iniziano a diventare alleati della squadra di Mio Sacchetti. 10 per chiudere l'azione, possibilità di riallungo di nuovo in doppia cifra. Dyson che prova ad andare come nei paletti nello slalom speciale, porta a casa Stefano l'8º fallo subito della sua partita, che dice anche 5 rimbalzi, 3 assist e 19 punti con 5 su 7 da 2. Il suo record è 13 falli subiti, mi sembra. Il record di Jaron Dyson dice l'anno scorso 13 falli subiti. E ricordavi bene. Adesso ha la possibilità, trasformando i tiri liberi, di andare al pari di Marshawn Brooks dall'altra parte, oltre i 20 punti in questa partita. E come tra l'altro possibile candidato a MVP di questa Supercoppa. 20 e 21 perché la sua partita dice anche 8 su 9 con l'89% dalla linea del tiro libero. Marshawn Brooks, lui adesso si vuole prendere la responsabilità di provare per l'ultima volta forse a ridare speranza ai suoi. Va vicino al ferro, trova anche il canestro. Vediamo se gli arbitri lo considerano in azione continuata o meno. No. E tra l'altro proprio per quella situazione di falli di squadra di cui vi parlavamo prima, Sassari non manda il lunetta al giocatore di Milano. Dentro Sosa. Sosa al posto di Raheem Sanders. E Stefano, tra l'altro, sottolineiamolo, senza che Laval sia stato protagonista in questa ultima fase della partita, lui che invece tanto aveva inciso nel primo tempo. I 3 piccoli, le tre esterni
di Sacchetti a gestire la palla. Hackett con una magia perché attacca Logan e in aria, in volo cambia mano, lui che chiaramente ha questa possibilità, tanto forte con la destra quanto con la sinistra, e ha la forza necessaria con i suoi centimetri di poter star su tanto per trovare un bel canestro. 10 centimetri più di Logan, li ha sfruttati al meglio, tirando con la mano interna sul recupero difensivo. E adesso Luca Banchi non molla mai e chiede ai suoi pressing a tutto campo, vediamo se corre a doppio o no. Meno di 120 secondi alla fine per la spallata decisiva Sassari per cercare di riconquistare palla l'Olimpia Milano. E chiaramente Dyson adesso gioca con il cronometro, 105 secondi alla fine, 10 per chiudere l'azione. Dyson va a sinistra, Brooks non lo tiene, la ributta fuori per Jeff Brooks che sbaglia però la tripla. Sanders è lì e Sassari ha una palla importantissima, portando anche a casa il fallo a 92 secondi dalla fine. Fallo di Joe Ragland su Logan dopo che Sassari aveva preso il rimbalzo in attacco dopo il suo errore. Segna il primo Logan e diventano 13 punti della sua gara. 14 quelli di Sosa, 10 di Sanders, 12 della Val, 21 di Dyson e 14 di Todic. Sono di nuovo 10 le lunghezze tra le due squadre. Sosa è tornato in panchina, è rimasto in campo Sanders, prezioso con quel rimbalzo conquistato in attacco. Ragland non si prende il tiro, vuole andare vicino a canestro, la sporca con un'ottima rotazione difensiva Jerome Dyson, che adesso è onnipresente, è diventato il giocatore più di impatto nell'ultimo periodo. Si è preso in mano la partita come aveva fatto Ragland insieme a Clay nel terzo. Marshon Brooks raddoppiato, è lui l'uomo più pericoloso di Milano adesso, però si spostano i giocatori di Sassari. Lì grazie a Marshon Brooks con questo errore che a 1:10 dalla fine della partita in questo momento sta facendo vedere la Supercoppa nelle mani della squadra del Mio Sacchetti. Ultimi 60 secondi in arrivo, più 10 palle in mano. Dopo la Coppa Italia si avvicina la prima vittoria su questo parquet, che viene certificata probabilmente dalla tripla di quello che sarà senza ombra di dubbio l'MVP di questa Supercoppa, ovvero Jerome Dyson, più 13. E dunque anche il tabù del Palaserra di Mini, coach, per quanto sia campo neutro, questa sera sta per essere sfatato. Tripla di Marshon Brooks che gli vale il punto numero 26 della sua comunque pazzesca partita. Ma non potevano essere neutre le aspirazioni del banco di Sardegna davanti alla sua gente. Veramente una partita stupenda di pallacanestro, non mi stanco di dirlo, e credo che l'entusiasmo, al di là del fatto che il banco di Sardegna vada a vincere davanti alla sua gente, tutti in piedi, infatti, per la prima volta, sua gente è tutta in piedi qui al Palaserra di Mini. Nono fallo subito della sua partita, anche quando ormai era finita. Dyson si vuole andare a prendere tutti i possibili record, non è il suo record personale, l'abbiamo detto prima, 13 lo scorso anno, ma è comunque un numero impressionante quello di stasera. 6 rimbalzi, 3 assist e 24 punti che diventano 25 adesso. Anche qui non è record della Supercoppa, aspetta Tyus Sedney nel 2002 con la Benetton Treviso, allora ne aveva segnati 31, la tripla adesso per Milano, ma probabilmente quando è troppo tardi da parte di Nicolo Melli. 96-88, ultimi 25 secondi in arrivo, il punteggio. Ma Milano continua a pressare. Finale. Milano prova comunque a pressare. Giustamente andrà a raddoppiare. Si separa, che non riesce a spendere fallo su Logan. 20 alla fine, 18, va bene il pressing, ma è Sassari che vince l'edizione 2014, la 20ª della Supercoppa, sfiorando i 100 punti, lasciandone comunque a Milano 88, che avrà comunque il merito in questa partita di aver recuperato da meno 21, di essere tornata a meno 1, ma Stefano di non aver mai messo la testa avanti quando il recupero era lì pronto a materializzarsi. E Sassari festeggia la prima vittoria su questo parquet contro l'Olimpia Milano nella sua storia in Serie A, ed è una vittoria pesante perché non soltanto sfata il tabù, ma vuol dire secondo trofeo nella storia della Dinamo, che si iscrive dunque tra le squadre che vincono la Supercoppa.
una gioia dopo la Coppa Italia conquistata proprio al Mediolanum Forum di Assago, allora avendo battuto Milano nel primo turno di quella competizione. E lo fa con una squadra completamente nuova e con la filosofia del presidente Sardara, la sostenibile leggerezza dell'essere nel giocare, con una squadra atletica piena di talento, di forza fisica, con rotazioni ampie ed una pallacanestro sempre piacevolissima e bellissima.